Inauguriamo oggi la prima mostra di quest'anno, un evento davvero straordinario con la presenza qui a San Benedetto Po per la prima volta di uno dei maggiori astrattisti italiani contemporanei viventi, e abbiamo l'onore di avere qui l'unica Via Crucis informale, in un ambiente che davvero negli anni abbiamo cercato di valorizzare proprio con artisti di eccellenza. In questo caso dietro c'è un forte progetto curatoriale del professor Gianmarco Puntelli, e davvero vi invito a visitare questa esposizione che dialoga in maniera superba, direi, con l'affresco del Correggio e con l'Ultima Cena del Bonsignori, che è il preludio a tutte le opere che qui vedrete. All'interno qui del prestigioso refettorio ci sono le opere del maestro Pablotti, in particolare ci sono 3 cicli: le meditazioni spirituali, la Via Crucis che arriva dal Museo Diocesano di Massa e un ciclo sulle 7 parole di Cristo in croce, quindi una mostra con l'astrattismo, in particolare l'astrattismo extrasensoriale del maestro Pablotti, molto conosciuto all'estero ma anche in Italia, che indaga di momenti spirituali davvero unici e molto molto complessi. In particolare la Via Crucis del maestro è l'unica Via Crucis astratta con il suo tipo di astrattismo che ci fornisce l'emozione e la sensazione della Via Crucis nel momento in cui Cristo viveva la passione. Sono felicissimo di essere in una delle più belle abbazie d'Italia, senz'altro, a San Benedetto Po. Qui ho voluto portare, attraverso appunto il curatore Gianmarco Puntelli, che ha fatto la sua narrazione, quello che è il mio terzo periodo pittorico, cioè meditazioni cristiane, dove si potessero rappresentare intanto i 2 cicli maggiori, quindi la Via Crucis e le 7 parole di Gesù in croce, e le singole opere che fanno parte appunto della parte finale del Cristo. Io sono sempre stato un fan sfegatato del Cristo Nazareno, pertanto ho voluto in qualche modo trasporre la figurazione classica, il cliché, per cui tutti conosciamo la figura di Gesù, in ciò che invece è la traduzione delle emozioni, delle scene che purtroppo in qualche modo Gesù ha dovuto subire. È con molto piacere che accogliamo questa mostra, perché naturalmente è una mostra di altissimo livello e spessore, l'arte astratta di un grande maestro, il maestro Pablo, che diciamo è riconosciuto a livello internazionale come un artista contemporaneo fra i maggiori e più quotati a livello internazionale. In questo momento di preparazione alla Pasqua e in questo luogo di spiritualità, questa mostra ci porta a una maggior valorizzazione e promozione del nostro meraviglioso patrimonio. Dopo questa grande mostra del maestro Pablotti, annunciamo che appunto, sempre mantenendo il tema della spiritualità, il 4 ottobre verrà inaugurata la mostra di Serafino Valla, di cui sono la figlia, oltre che la curatrice delle opere. Proprio il giorno di San Francesco verrà inaugurata appunto una mostra monografica. Quindi vi aspettiamo nel nostro splendido paese a visitare anche tante bellezze come queste esposte oggi.